TG Plus Sport edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario sportivo parlando di calcio. Alla vigilia della prossima partita di campionato che vedrà il Venezia affrontare l'Udinese al Blue Energy Stadium domani alle ore 15, il tecnico arancione-verde Eusebio Di Francesco ha analizzato il momento della squadra e l'avversario. L'Udinese, ha detto, è una squadra di grande fisicità che ha fatto un grande inizio di campionato. I risultati delle ultime partite non sono dalla loro parte, anche se avrebbero meritato qualche risultato favorevole in più per il gioco mostrato. Sono una squadra con la capacità di ribaltare velocemente un'azione da difensiva a offensiva e grazie alla loro fisicità sono molto pericolosi nei calci piazzati. I nuovi innesti Marcandali e Perez per noi possono dare un grande apporto alla squadra, se non da subito, sicuramente a partita in corso. Zerbin ha fatto una grande partita contro il Verona, così come Ellerson, che è un ragazzo squisito ed è a disposizione. Abbiamo tante soluzioni che valuteremo per la gara di domani per mettere in campo la squadra migliore. Passiamo al basket. Domenica 2 febbraio l'Umana Reyer Venezia scenderà sul parquet della Segafredo Arena per il big match della 18ª giornata di campionato. Gli Orogranata sfidano alle 19 la Virtus, attualmente quarta, 12-5 in LBA. L'Umana cerca un successo per avvicinarsi alla zona playoff, attualmente nono posto con 8-9. Neven Spacchia prima del match ha dichiarato: stiamo giocando un numero elevato di partite in poco tempo, in una situazione in cui dobbiamo rimontare. Dunque, credo che quando troveremo equilibrio tra i quintetti starting five e panchina, avremo meno situazioni di break subiti nei finali di match. Abbiamo già vinto tante gare punto a punto, in gennaio abbiamo più vinto che perso da quando abbiamo recuperato i giocatori. Abbiamo perso entrambe le ultime partite, ma le abbiamo giocate. Tante cose possono influenzare un risultato. Noi affrontiamo una partita alla volta con lo stesso spirito, i nostri pregi e difetti. Basket femminile. Nell'ultima partita prima della seconda finestra FIBA della stagione, l'Umana Reyer ospiterà tra le mura amiche del Taliercio l'Alama San Martino di Lupari nel derby veneto nella 16ª giornata del campionato Tech Find di Serie A1 femminile. Palla 2 sabato 1 febbraio alle ore 19:30. Coach Mazzona ha dichiarato: ora ci aspetta una partita che sappiamo che sarà complicata. San Martino ha vinto sui campi di Geas e Campobasso. Sono una formazione che difende bene, che ha grande orgoglio e non molla mai. Sono brava a farti giocare nella maniera che non ti piace. Per questo dobbiamo riuscire a fare cose positive anche quando siamo obbligati a fare cose che non sono nel nostro DNA. Siamo coscienti della squadra che affrontiamo. Ora ogni partita conta per il primo posto e vogliamo fare di tutto per arrivare primi alla fine della regular season. Al Palasport Cornaro di Viale Martin Luther King a Jesolo si è alzato il sipario sulla settima tappa della Reyer School Cup 2025 denominata Latteria di Soligo. A contendersi il pass per la Reyer Madness i padroni di casa dell'Istituto Alberghiero Cornaro e il Galilei, l'Alberti oltre il Volterra, tutti istituti di San Donà di Piave. Al termine di una tappa intensa giocata con lo spirito che contraddistingue il torneo scolastico Reyer, trionfa il Volterra seguito dall'Alberti, mentre terzo il Galilei eliminato perché beffato dalla classifica avulsa. Si chiude qui il nostro notiziario sportivo. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.